Allora, siamo sempre con il presidente, neopresidente della CIE di Padova, Luca Trivellato. Stiamo parlando fotovoltaico. Sostanzialmente cosa succede? Noi mettiamo dei campi di fotovoltaico sotto, e tanti possono dire, beh, sotto si può coltivare, è così o no? Cosa succede sotto il fotovoltaico? Allora, innanzitutto dobbiamo distinguere tra il fotovoltaico a terra e l'agrivoltaico. Che differenza c'è? Il fotovoltaico a terra sono i pannelli installati ad altezza suolo. L'agrivoltaico invece sono dei pannelli installati in maniera sopraelevata rispetto al terreno. Ci sono delle sperimentazioni condotte anche dall'Università di Padova per verificare la compatibilità con eventuale produzione di cibo sotto ai pannelli sopraelevati, quindi sotto l'agrivoltaico. Io credo che comunque, vista la situazione soprattutto della provincia di Padova, i tetti dei capannoni piuttosto che delle nostre stalle, piuttosto che delle case, insomma, siano la prima scelta sulla quale attuare. Nel momento in cui non fossero sufficienti, però è necessario andare a verificare se sono sufficienti oppure no, si può passare a aree marginali, si può passare ai parcheggi, si può passare a quelle zone che sono già in qualche modo non più utilizzabili per la produzione di cibo e anche per la costruzione di aziende agricole, per l'ampliamento di aziende agricole o per la costituzione di nuove aziende agricole. Lei rappresenta quindi una categoria, quella della provincia di Padova, che è particolarmente coinvolta in questo tipo di riflessione, ma i singoli sono disposti a fare un investimento? C'è un contributo della Regione? Perché la Regione ha detto, l'assessore Canel, stop alle domande per quanto riguarda l'installazione del fotovoltaico a terra, vengono sospese in attesa di una normativa nazionale. Ma nel frattempo ci fossero degli allettamenti particolari, delle multinazionali che fanno delle offerte molto interessanti ai singoli imprenditori agricoli, anche giovani peraltro, che vedono una marginalità molto bassa, chiacchieravamo proprio prima fuori onda. Che leva potete usare? Ci sono aiuti, finanziamenti per incentivare questi fotovoltaico sui tetti? Sui capannoni, non so, sulle allora, strutture. Doppio problema e quindi mi permetti una doppia risposta. Allora, per quanto riguarda i finanziamenti, sta per uscire un bando a livello nazionale che permetterà di installare il fotovoltaico sui tetti degli annessi agricoli, comprendendo anche un ulteriore come dire, elemento di ristrutturazione, isolamento, areazione o sostituzione dell'Ethernet. Questo è importante. Questo bando è in discussione in questo periodo, raggiungerà il 65% della spesa complessiva intendo totale, cioè anche con i sistemi d'accumulo e con appunto anche la parte di coibentazione piuttosto che di areazione per le stalle, piuttosto che di sostituzione dell'Ethernet, che insomma compreso smaltimento. Compreso smaltimento, per cui esiste questo piano intanto che è stato messo là, che è in discussione ma che dovrebbe uscire entro breve. L'altro elemento è quello appunto del fatto che diversi anche soci nostri, voglio dire, subiscono delle offerte difficili da rifiutare sul piano della sostenibilità economica. Noi abbiamo multinazionali principalmente che stanno richiedendo terreni agricoli per l'installazione di svariati centrali fotovoltaiche con prezzi d'affitto assolutamente irraggiungibili da qualunque agricoltore, qualunque azienda agricola o qualunque Quindi non interessato. perdi neanche la proprietà, resti proprietario e dai in affitto, quindi la cosa è ancora più perfida. Stanno facendo questa operazione qua, ma qua subentra un ulteriore elemento. Cioè, se siamo tutti d'accordo, e io conto di sì, insomma anche l'assessore Caner si è espresso in maniera precisa sull'argomento, che a terra non deve andare il fotovoltaico, dobbiamo fare un ragionamento sulla marginalità delle aziende agricole, cioè fare in modo che le offerte che vengono fatte da parte di queste aziende multinazionali interessate all'installazione di pannelli fotovoltaici non siano così allettanti per i miei colleghi, i nostri soci. Assolutamente, questa è una politica quindi che dovete adottare a livello comune, coinvolgendo tutti quanti voi, insomma, che siete d'accordo in modo da essere congiunti in questa attività. Ma guarda, assolutamente, io credo che appunto, essendo
L'azienda agricola, produttrice, come ho detto prima, non solo di cibo, ma anche manutentrice del territorio, ma anche creazione del paesaggio, credo che svolga un lavoro che in qualche modo bisogna che mettiamo sul tavolo del ragionamento, dovrà essere valorizzato in termini economici per il mantenimento, perché la sostenibilità economica dell'azienda agricola è imprescindibile, perché sennò quello che stiamo dicendo è una cosa che non sta in piedi, no? Perché è chiaro che chi fa attività agricola, che è un'attività dura, che è un'attività che implica passione, implica metodo, delusione, anche molte soddisfazioni, però è un'attività importante, deve avere un riconoscimento economico, cioè il 15% del valore finale del prodotto che noi troviamo nei supermercati finisce alle aziende agricole. Questa cosa qua, unita all'aumento dei costi che stiamo subendo in questo periodo, è chiaro che comporta un'ulteriore riduzione della marginalità delle aziende agricole, e se non abbiamo la sostenibilità economica abbiamo la perdita di aziende agricole. La perdita di aziende agricole significano conseguenze che riguardano tutti noi, tutta la società, tutti i cittadini. Ovvio. Tra l'altro la novità a proposito di aiuti forse è quella degli impianti di biogas che dovrebbero ricevere degli aiuti. Questo può essere anche interessante. Poi la Regione ha dato il sì, anzi favorirebbe l'internamento dei liquami, ma negherebbe le concimaie per le emissioni di ammoniaca. Cosa ne pensa? Qui entriamo in una ulteriore difficoltà, nel senso che questo tipo di intervento può risultare sicuramente utile, ma deve essere ragionato e calato poi sul territorio. Le nostre aziende agricole, per mi sembra il 70-75%, sono aziende agricole di piccole dimensioni. E pensare di richiedere sforzi che comportano anche sforzi economici importanti a piccole aziende agricole, rischiamo di fare peggio. Cioè bisogna mettere in campo tutta una serie di corretti gestioni dei liquami, eccetera, eccetera, però uno commisurandole col rischio che quella specifica azienda agricola porta, e dall'altro lato sulla possibilità poi anche dell'investimento, perché se non abbiamo la possibilità del ritorno dell'investimento economico, cioè o noi trattiamo le imprese agricole, a prescindere dalla dimensione, come attività economiche che devono fare i conti con gli investimenti e con la redditività, e quindi proponiamo e chiediamo degli sforzi a queste imprese agricole di un certo tipo, dobbiamo essere consapevoli che questi non possono essere a fondo perduto della famiglia o dell'imprenditore che fa l'investimento, ma devono vedersi riconosciuti in qualche modo. Certo, questo è ovvio. Vediamo il messaggio che era arrivato poco fa, chiedo alla regia se lo può rimettere in onda un attimo. Scusate, parlate del rincaro del carburante che mi sta mettendo in ginocchio, e poi rincari energetici, stiamo morendo. Qua parliamo coi prezzi. Non solo rincari energetici, ma abbiamo anche le sostanze base dei fertilizzanti, che sarebbe fosfato di ammoniaca, che è stato bloccato l'esportazione adesso con la crisi ucraina, e quindi sementi e foraggio sarebbero messi a rischio, tra le materie prime con un rincaro pazzesco, e anche per quanto riguarda i carburanti per l'agricoltura. Situazione prezzi, altro capitolo. È un capitolo estremamente difficile, no? Perché noi abbiamo da un lato, come dicevo, una marginalità delle aziende agricole estremamente bassa. Se dall'altro lato aggiungiamo un aumento dei prezzi incontrollato, diventa una situazione di estrema difficoltà. Se noi guardiamo alle aziende agricole, per esempio all'allevamento per vacche da latte, sono aziende che sono fortemente energivore, il robot per la mungitura, l'estrazione dei liquami, le ventole durante il periodo estivo per mantenere la temperatura per il benessere animale. Sono aziende che hanno necessità di avere energia ad un costo però ragionevole, ed è per questo anche il ragionamento che facciamo noi come organizzazione di dire utilizziamo i tetti delle stalle per permettere alle aziende agricole di prodursi e consumare la propria energia elettrica. È chiaro che questa non è la soluzione ad oggi del problema, però è proprio quello che secondo me la politica e noi come corpo intermedio dobbiamo mettere in campo. Cioè bisogna che ragioniamo a medio termine e che facciamo dei ragionamenti di sostenibilità rispetto al comparto agricolo.
Un ulteriore esempio è il comparto florovivaista. Infatti inaspettatamente però invece soffre tantissimo perché non tutti sono a conoscenza che le serre hanno temperature da mantenere. Le serre hanno temperature controllate, i fiori hanno necessità di essere raffreddati, come anche il latte d'altra parte dopo la mungitura deve essere raffreddato, ulteriore elemento energivoro. I concimi, come hai ricordato prima te, c'è stato un aumento, ma anche i vasetti di plastica, cioè tutto derivato dal petrolio, per cui oppure le cassette di polistirolo. Costa di più il vasetto che non la piantina, vero? Stiamo arrivando a situazioni nel quale diventa estremamente difficile che le attività produttive agricole siano sostenibili. È un argomento che deve essere affrontato in maniera seria, perché se no ci troviamo appunto al fatto che i terreni vengono affittati a chi vuole fare pannelli fotovoltaici piuttosto che altre cose, insomma, ecco, che non hanno nulla a che vedere con la parte agricola produttiva. Voi avete proposto tempo addietro, e forse adesso lo state rilanciando, i contratti di filiera o di distretto che erano stati istituiti con la legge del 2003, poi rilanciati con l'attuale legge di bilancio. In che cosa consisterebbero? Dove starebbe il vantaggio? Allora, i contratti di filiera sono dei contratti di sistema fondamentalmente, cioè la scommessa è quella di riuscire a mettere appunto in fila il produttore, il trasformatore e il distributore, oltre ovviamente a chi deve conservare il cibo e quant'altro, insomma tutti i soggetti interessati per la produzione di cibo, e fare un ragionamento di giusta redistribuzione del prezzo finale. È attraverso questi strumenti, che sono finanziati anche in maniera sostanziosa, insomma, sia nel PNRR che attraverso il PSR, anche il nuovo PSR prevederà come dire, degli incentivi alla costituzione di contratti di filiera, nei quali diversi soggetti, secondo la propria competenza, si mettono ad un tavolo e ragionano in maniera orizzontale. Cosa che fino a ieri purtroppo non era possibile, nel senso che la grande distribuzione l'ha fatta da padrona. È chiaro che il nostro prodotto, che è di per sé stesso, per sua natura, deperibile, si trova in una situazione di estrema ricattabilità, passatemi il termine, cioè se non viene venduto entro la data corretta è chiaro che ne perde di valore, e quindi il produttore agricolo è costretto anche a vendere sotto costo, ma anche produzioni pregiate, il radicchio, cioè non è che parliamo di, solo di produzione di cerealicoli intensivi o cose del genere, anche di coltivazioni specializzate. Il contratto di filiera dovrebbe essere, nella logica del governo, ma anche voluto dalla nostra associazione come le altre associazioni agricole, dovrebbe essere quello strumento che permette un'equa ripartizione degli utili derivanti dalla vendita del prodotto finito. No, ma poi la cosa assurda è che tra l'altro finiscono nei scaffali dei supermercati a questi prezzi inverosimili. Parlava del radicchio, avevo visto delle cose quest'inverno un po' impressionanti, la gente non li compra perché restano lì fino a deperimento, e dico: ma che cosa se ne fanno? Mettili a un prezzo più basso, cioè taglia un po' questa filiera, vengono venduti e almeno non vengono buttati via. Cioè è una cosa che ha dell'inverosimile, perché effettivamente io dico la deperibilità di questi prodotti è ovvia. Cioè lasci lì della verdura che poi marcisce, la persona non lo compra, non può comprare a 4 euro al letto o al chilo quel che è delle verdure, delle insalate, troppo. C'era un altro messaggio che era arrivato, poi andiamo in pubblicità, vediamo se me lo possono rimettere dalla regia. Allora, guardate che tutte le attività sono in crisi con queste bollette, e capisco gli agricoltori, cerchiamo di sopravvivere per non darla vinta alle multinazionali. Questo è un problema molto grosso. Torniamo su questo, e ci sono anche altri aspetti, perché tra gli altri problemi, vabbè, ci sono anche gli agroalimentari, il settore agroalimentare, quindi la valorizzazione dei prodotti, poi c'è anche la fauna selvatica di cui parlare, e un cenno se avete preoccupazioni per questa situazione che si è venuta a creare con l'Ucraina, quindi tagli anche import, export, eccetera. Pubblicità.